E adesso è il momento di parlare anche del girone che riguarda i nostri ospiti, del Città di Mascalucia. Diamo subito i primi risultati, poi voglio sentire il commento del Presidente e il commento anche insomma, di un'autorità sportiva del Comune di Mascalucia. Girone F di prima categoria, questi risultati. New Pozzallo, Atletico Scicli, 3-1. Atletico Militello. Aspetta un attimo. Girone F, abbiamo una piccola, ecco. Leggo io. Gravina batte Cometa Calcio 3-1, Bronte Belpasso 2-2, Città di Catania batte NB Mister Bianco 1-0, a Mascalucia Valverde batte Mascalucia 3-0, Randazzo batte Real Paternò 3-1, Real Adrano San Giovanni La Punta 0-1 ed infine Tre Mestieri Maletto 1-1. Città di Catania che con questa vittoria balza in testa. Antonio. Era uno scontro al vertice quello fra Città di Catania e Mister Bianco, una vittoria di misura però che ha permesso di sorpassare, di fare questo salto in avanti. Altro scontro al vertice era quello fra Randazzo e Real Paternò con la vittoria del Randazzo 3-1 che ha permesso anche di fare un passo avanti. Purtroppo il Mascalucia dei nostri ospiti ha chiude il passo nei confronti di Valverde pur giocando in casa. Mascalucia che perde in casa 3-0 col Valverde. Da sempre hai detto che comunque non bisogna mai fare polemica, bisogna sempre costruire e vivere in positività tutto. Però adesso l'atmosfera si fa un po' ingarbugliata per questo Mascalucia. Noi Ettore quest'anno abbiamo costruito una squadra importante, prendendo anche un allenatore importante come Carlo Platanini. Sì. Al momento siamo una squadra attenuante, cioè i risultati perdiamo, vinciamo. Sembra quasi che vi manchi il passo per fare... Ci manca la continuità, cioè non siamo riusciti a trovare la continuità al momento. Però noi... Che succede adesso? Che succede? Domani ci sarà una riunione societaria. Giusto, no? Bisogna fare di nuovo quadrato. Stiamo intervenendo nel mercato. Anche sul mercato, sì, certo. Sì, prendendo già, abbiamo preso qualche giocatore. Non so la posizione del nostro mister. Ci dai questo scoop sì, purtroppo, questa sera? Domani con calma avrete modo di riordinare un po' le idee, no? Sì. Voi venite da una retrocessione, però avete fatto quadrato, avete comunque ricostruito un progetto a Mascalucia. Un progetto comunque che parte sempre da lontano, giusto? Certo. Perché noi abbiamo, lo posso dire a voce alta, un grosso settore giovanile. Sì, è vero. Dove primi sia negli allievi che nei giovanissimi. Primi negli allievi, nei giovanissimi e anche nella juniores. E secondo me si parte sempre dalle fondamenta. Certo. Poi la prima squadra cercheremo di raggiungere l'obiettivo quantomeno dei playoff. La vetta mi sembra difficile, giusto? Però come diceva prima l'amico Renato per parlare di una Barletta, stagione la matematica non ci condanna. Dico, giustamente è ancora presto, è prematuro parlare di una stagione negativa. No. Non è negativa, però al momento secondo me siamo una piccola delusione di questo campionato. Va bene, per la classifica che abbiamo. Avete secondo me l'arma giusta per riordinare tutto, sicuramente. La vostra determinazione. Sicuramente, bene? Penso che siamo organizzati rispetto a tante altre società per poter risalire la china. Benissimo, tra poco parleremo anche con Fabio Cantarella su questo torneo e su Mascalucia, però adesso voglio chiudere il tabellino della prima categoria e lo faccio con il girone F. Ci sei? Perfetto, vai con i risultati. No, girone G, scusa. A Scicli, New Pozzallo batte Atletico Scicli 3-1. Atletico Militello Belvedere 2-2. Ad Augusta, Floridia batte Città di Augusta 3-1. Canicattini, Megera Augusta 1-0. A Modica, Marina di Ragusa batte Frigintini 4-1. A Siracusa, Sporting Eubea Ellenica 1-0. A Ragusa, New Team Ragusa batte Carlentini 4-0. La squadra siracusana del Belvedere in testa, possiamo far vedere anche la schermata della classifica e c'è il commento di Antonio. Come dicevamo prima, la prima categoria ha sempre delle sorprese. C'è stato lo scontro fra il Belvedere e l'Atletico Militello che pur avendo una partita in meno è ultima in classifica, pareggio. L'Atletico Militello in casa riesce a strappare il pareggio alla prima in classifica. In questo testa coda non si è affermato la legge, non c'è stata la legge del più forte. In questo girone ci sono due squadre di Augusta, il Megara e Città di Augusta. Il Megara non è riuscito ad affermarsi, nel senso che poteva approfittare di questo passo falso della capolista, ma ha perso nei confronti del Canicattini.
Ebbene, a questo punto bisogna vedere le prossime settimane cosa succede, perché poi il calciomercato cambia un po' le carte in tavola, no? Cambierà la storia. Già potenzialmente molti giocatori hanno già cambiato casacca, quindi ancora bisogna assestare tutto. Ma sicuramente c'è alcune società resettano proprio. Sì. Poi sai, magari si vive di false promesse. È vero, è vero. I giocatori cambiano casacca facilmente. È vero. Bene, ci dobbiamo fermare, abbiamo l'ultimo stacco pubblicitario. Saluto Antonio, conciso, bravissimo, complimenti per il tuo quasi debutto. Con lui ritorneremo a parlare di prima categoria naturalmente la prossima settimana. Grazie ad Antonio. E adesso devi lanciare la pubblicità con la tua voce, la tua serenità e devo dire anche la tua bravura, perché per essere una debuttante insomma è andata molto bene sin qui. Grazie. Sì, ci vediamo fra poco, sempre qui a parlare di calcio, naturalmente con tutti noi. Ultimo segmento della nostra trasmissione in diretta su Sesta Rete, vi ricordo ogni domenica a partire dalle ore 19:30 sino alle 21, siamo in replica alle 23, siamo in replica anche domani mattina a partire dalle ore 8:30, questa è la trasmissione che racconta e vi fa vivere il calcio dilettantistico a 360 gradi dal campionato di interregionale sino al campionato di prima categoria, ma da quest'anno abbiamo messo da parte la seconda perché vogliamo fare una finestra settimanale al futsal, ovvero il calcio a 5, allora per l'occasione la persona più preparata sul calcio a 5 è Alessio Patti, che salutiamo. Ciao Alessio. Ciao Ettore, spero di farvi appassionare per a quello che è lo sport che più mi ha dato e ha dato a tante persone. Ne sono pienamente convinto, poi sei giovane quindi sicuramente sarai super determinato. Allora, e poi parliamo del torneo di calcio giovanile di Natale a Mascalucia a fine dicembre, diamo subito lettura dei risultati l'unico girone che tratteremo sul calcio a 5, parliamo del campionato di Serie C1, i risultati. A Palermo, Mascalcia Calcio 5 batte Juventus Gaetano Scirea 8-5. Città di Leonforte, Azzurri Futsal Palermo 5-2. Ad Enna, Ennese, Nizza Futsal 3-3. A Librino, Dilettantistica Regalbuto batte Futsal Catania 3-1. Futsal Peloro Messina batte Ambur Sporting Club 4-2. A San Giovanni La Punta, MM Futsal Club, Arcobaleno Ispica 4-5. Progela Mabonat 2-0. A Termini Imprese, Real Calcio Virtus Termini 2-2. Allora facciamo una piccola correzione, intanto non è Mascalcia ma è Mascalucia, però giustamente essendo una novella sul calcio è stato scritto male, quindi giustamente l'ha letto giusto, è Mascalucia comunque, e poi alla fine è Termine non Imprese ma Termine Imerese, lo facciamo per sdrammatizzare, ci mancherebbe. Alessio, subito il punto velocissimo di questo girone unico che tratteremo sul calcio a 5. Nelle zone alte della classifica cade la capolista, l'Arbor Sporting 4-2, fuori casa appunto con la Futsal Peloro Messina che mette in cascina 3 punti importantissimi in ottica salvezza. E tuttavia non ne approfittano le inseguitrici perché l'MM Futsal cade nello scontro diretto per il secondo posto con l'Arcobaleno Ispica per 5-4 e la Nissa pareggia per 3-3 nel derby dell'entroterra siciliano contro l'Ennese. A 4 punti dalla capolista l'Arbor c'è il Progela a 26 che vince 2-0 contro la Mabonat e scavalca l'Azzurri Palermo Futsal che perde contro il Città di Leonforte, appunto a Leonforte, facendosi appunto agganciare dalla stessa città siracusana. In poche parole Palermo è un po' leader in questo girone, no? Ci sono molte squadre. No, le prime 4 della classifica sono appunto, non sono palermitane perché l'Arbor Sporting è di Augusta, Augusta che ha una tradizione a calcio a 5 e che promette anche quest'anno sicuramente grande spettacolo. La promozione in Serie B è ancora tutta da giocare. Al centro della classifica il Mascalucia ottiene un'importantissima vittoria per 8-5 a Palermo contro la Juve Gaetano Scirea, il trascinatore Gigi Marchese con Bomber 5 reti, 25 in campionato, ottiene una vittoria Ti prometto che la prossima settimana avrai più spazio perché vedo che sei super preparato. Però prima di chiudere dobbiamo mandare subito uno spot che è quello che riguarda il torneo di Natale
che insomma il comune di Mascalucia, ma soprattutto anche la direzione tecnica della città di Mascalucia, che ne è anche una delle organizzazioni più complete, vedrà in scena molti bambini e siamo contentissimi. Guardiamoci lo spot e poi parliamo con i nostri ospiti proprio in chiusura del nostro programma. Mascalucia aspetterà con ansia questa miriade di bambini. Fabio Cantarella. Sì, meno ci rifacciamo con questo torneo giovanile, dimentichiamo i dolori del Bonito Somma. Infatti dal 27 ospiteremo oltre 60 squadre da tutta Italia, anche la squadra di Malta, in un torneo giovanile che faremo... Noi di penalty lo seguiremo, Lo so, l'ho saputo e vi ringrazio, in diverse strutture sportive, dal campo nostro, quello storico, il Bonito Somma, Torre del Grifo, quello del Catania Calcio, quindi insomma una bella atmosfera, no? Sì. Anche al palazzetto faremo... Un po' di difficoltà per organizzarlo oppure c'è stata la massima disponibilità anche da parte dell'amministrazione probabilmente? Noi siamo ben felici di ospitare tornei di questo tipo perché per noi lo sport appunto non è soltanto agonismo ma è soprattutto formazione, integrazione sociale, trasmissione dei valori sani dello sport in un momento in cui la società sembra aver smarrito certi capitali. E poi con due belle strutture come quelle che insomma Mascalucia dispone, meglio di così non può andare, no? Sì, sono d'accordo, dobbiamo recuperare l'impianto, quello di Massa Annunziata. Però pian pianino lo rimetterete in sesto, quello di Massa Annunziata. È uno degli Annunziata. obiettivi che ci prefiggiamo. Il Comune sotto questo punto di vista credo che sta lavorando bene, quindi è di buon auspicio, non dico per questa stagione, ma per la prossima quantomeno. No? C'è una giunta che è molto attenta allo sport, il sindaco è un ex sportivo. Quindi... E quindi dà benzina quando ci sono queste cose. È stata soltanto una brevissima presenza quella vostra, però siccome già l'ho anticipato, seguiremo in prima persona chiaramente tutto il torneo, sicuramente avrete spazi non di poco conto all'interno della trasmissione penalty, quindi racconteremo in maniera più determinata e poi soprattutto conosceremo le squadre che parteciperanno, perché come hai detto tu sono squadre anche importanti di caratura nazionale. Sì, c'è anche appunto Malta, quindi anche possiamo internazionale. Coinvolgeremo questi atleti anche in altre attività extra sportive, poi ne parleremo quando ne avremo la possibilità e speriamo di tornare con una vittoria del Mascalucia. Quello sicuro, a questo punto è una promessa, anche perché con tutte le evoluzioni che ci sono state. Dillo Spina, non ne possiamo più, faccia qualcosa. Allora vi ricordo 27, 28 e 29 dicembre presso il campo comunale di Mascalucia, nonché chiaramente anche il centro sportivo di Torre del Grifo del Calcio Catania. Buon lavoro vice sindaco. Grazie, ti ringrazio per l'invito. Salutiamo anche il nostro Giovanni Spina, settimana prossima ci darai aggiornamenti a questo punto su quello che succederà. Buon lavoro. Grazie. Calmi e sereni. Tranquillissimi. Benissimo, salutiamo la nostra penaltina, Giulia Bonaccorsi. Grazie Giulia, emozionata ma non più di tanto, quindi complimenti. Salutiamo anche Alessio con la promessa di insomma, avere più spazio anche dalla prossima settimana sul Calcio a 5. Grazie e complimenti anche per il tuo debutto televisivo. Noi ci fermiamo qui, Penalty ritornerà naturalmente la prossima settimana, stessa ora, cioè alle ore 19:30. Arrivederci a tutti.